Quando i carabinieri sono entrati in casa, la scena alla quale si sono trovati di fronte da lasciati di stucco, intenti a consumare uno spinello, non solo un 23enne, la fidanzata 22enne, ma anche la madre del giovane, una commessa 50enne. Nell'abitazione della insospettabile famiglia della Giudecca c'era mezzo chilo di droga. L'ultimo puzzle dell'indagine che ha visto in azione i militari del centro storico per stroncare lo spaccio al minuto fra giovani e giovanissimi, soprattutto minorenni. Sono state proprio le decine di segnalazioni di genitori preoccupati a far scattare l'operazione. Mamma e papà che vedevano i loro ragazzi anche di 15-16 anni andare sempre peggio a scuola. I loro sospetti erano fondati. In centro storico da settimane c'era una rete di diffusione capillare di marijuana ed hashish, quelle che i carabinieri hanno cominciato a osservare attentamente, spesso con pedinamenti in borghese nei campi della città lagunare, per ricostruire la filiera dello spaccio che arrivava a più di 100 cessioni di dosi a settimana. Primo blitz a Castello, nell'abitazione di un 21enne incensurato. In casa c'erano 100 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Poi il secondo controllo alla Giudecca, quello nella casa della commessa 50enne che si era appena fumata lo spinello con il figlio e la sua ragazza. Anche qui, oltre alla droga, c'era il kit produttivo, persino 2 tendostrutture complete di lampade termogeneratrici con sistema di aerazione, nonché 2 flaconi di fertilizzante usato per potenziare la crescita delle piante di cannabis. Ma la lotta allo spaccio non si ferma in laguna. In terraferma un altro blitz dei carabinieri, stavolta a Zelarino. Qui un 38enne nigeriano nascondeva 2 kg di cocaina nella cameretta del figlio di appena 4 mesi. 88 ovuli occultati in alcune scarpe nell'intercapedine dell'armadio. Secondo gli investigatori l'uomo era uno dei principali fornitori di droga delle piazze veneziane e padovane, con una inquietante conferma. Molti acquirenti erano ragazzi di 14-15 anni. Come già abbiamo anche in altre occasioni sottolineato, questo ci impone un impegno sempre più pressante.